del dottor Stefano Vietina, preghiamo di accompagnarci qui, che è un giornalista, docente nel campo dei media. Impressionante il suo curriculum sia per le collaborazioni, per le esperienze anche di carattere aziendale che ha avuto nel tempo. È un toscano trapiantato in Veneto, vero? E siamo veramente felici di poter avere il suo contributo. Saluto tutti e vi faccio un applauso perché avete una resistenza notevole, perché vedo che sono rimasti migliori. Insomma, io ho preparato un intervento e avevo preparato anche, visto appunto quella che era la scaletta, 2 o 3 video da farvi vedere, perché poi questa è l'esperienza che io ho fatto. I video non si possono vedere perché non siamo collegati su internet, però possiamo andare rapidamente al nocciolo della questione. Io sono sostanzialmente un giornalista, insegno all'università per caso, perché mi hanno chiamato, ma in realtà essendo un giornalista sono andato a cercare di capire, di conoscere e di raccontare la gente di montagna. Questo è il motivo che mi ha spinto in questo percorso. Adesso salto un po' di preliminari che ho messo e arriviamo al dunque, cioè stamattina e anche nel pomeriggio abbiamo detto cosa vuol dire raccontare dal basso oppure vedere dall'alto la situazione della montagna. Io l'ho raccontato dal basso nel senso che per 1 anno e più sono andato in cerca di imprese intese come aziende, ma anche come grandi capacità di fare economia in zone che hanno una certa difficoltà rispetto alla pianura, e sono andato in cerca di questo perché appunto nel curriculum non mirabilante ma vario che ho lavorato appunto anche come comunicatore in una banca, ho un taglio di tipo economico, scrivo anche per un quotidiano che è Milano Finanza, e mi interessava capire dove erano andate a finire quelle persone che l'occhialeria aveva lasciato a casa. Come sapete in Cadore questa era un po' l'attività dominante che ha portato ricchezza e benessere, ma che ha lasciato anche qualche maceria, no? E appunto andando in giro per capire dove si era redistribuita l'occupazione, ho scritto un po' di articoli che poi ho racchiuso in un libro, e in questo libro ci sono appunto 45 storie che hanno come un denominatore la creatività, la capacità di riproporsi, e poi 2 o 3 esempi ve li farò vedere, di ripensare quelle che erano le attività tipiche, classiche di una volta che l'occhialeria aveva spazzato via, di recuperare in senso positivo il gap sul turismo che c'è rispetto a zone limitrofe delle 2 regioni a statuto speciale, di riproporre prodotti artigianali caratteristici e anche però di fare attività innovative che riguardano l'alta tecnologia, la ricerca e la robotica, come vedremo. In questo percorso ho cercato di unire strumenti diversi del racconto, per cui al di là degli articoli che ho scritto per il Corriere delle Alpi, molte di queste interviste hanno anche una versione video e hanno poi avuto uno sviluppo su internet. Io all'università mi occupo proprio di nuove tecnologie e comunicazione. Se vi interessa, la giornata di oggi è su Twitter con una ventina di tweet con una sintesi. Come sapete non si può andare oltre 140 caratteri. Mi sono divertito perché è anche un esercizio quello di sintetizzare gli interventi, di raccontare questa giornata attraverso i volti delle persone che hanno parlato e 1 o 2 frasi che ho cercato di sintetizzare. Su internet molto spesso io dico che si scrivono i titoli, non gli articoli, no? Bisogna avere una capacità di sintesi, poi di riuscire a collegare strumenti ed elementi diversi, e quindi è un tentativo che ho fatto. Poi se qualcuno ha voglia di fare un riscontro può vederlo. E allora ecco, arrivo al dunque del mio progetto. L'idea qual era? Quella di raccontare appunto quest'area che è sostanzialmente il Cadore, il Comelico, ma poi con qualche derivazione anche fuori, attraverso un canale di video su YouTube. Attualmente ci sono 240 video e fra questi sono anche alcune delle interviste che ho fatto a carattere economico. Dopodiché, come è abbastanza comprensibile, la fruizione di YouTube è
fatta in particolare da chi ha una passione specifica per i video, quindi ho cercato di allargare la platea creando una pagina su Facebook, e questo mi ha consentito di avere ad oggi più di 28.000 iscritti che in qualche maniera collaborano a questa pagina sulle Dolomiti, inserendo fotografie, video, commenti e quant'altro, soprattutto creando una comunità, e da qui è nato poi anche un sito internet. Arriviamo al dunque sul discorso di Comelicopedia. Io fra di noi ho avuto modo di avvicinare quelli che hanno organizzato questo, di conoscerli, di scrivere appunto un paio di articoli, uno è uscito oggi sul Corriere delle Alpi, e quindi di entrare un po' dentro il meccanismo e anche di chiedermi che sviluppo può avere questo tipo di strumento che si ha di conoscenza, no? E quindi oggi è stato spiegato molto bene cosa voleva essere in partenza, adesso però abbiamo un punto interrogativo su cosa sarà il futuro, e quindi la mia idea è che ovviamente può essere uno strumento molto utile se riesce a scatenare la partecipazione dalla base. Ormai lavoriamo su internet su un panorama che è abbastanza definito e dettagliato, nel senso che ci sono degli strumenti che hanno preso campo e che in qualche maniera reclamano il tempo delle persone che li utilizzano. Uno fra tutti è Facebook, che in pratica ha creato una piazza virtuale che viene condivisa e che è difficilmente scalzabile adesso da altri strumenti. Quindi dal mio punto di vista, per rendere utile una piattaforma di questo tipo bisogna in qualche maniera interloquire con tutti coloro che su internet già ci sono, su Facebook già ci sono, che raccontano ad esempio il Comelico attraverso una pagina che è Comelico Eventi, che è diventata un'altra piazza virtuale, attraverso tutte quelle manifestazioni che sono collegate e che fanno una rete. Ecco, non si può prescindere dal mio punto di vista da quello che già c'è se si vuole dare uno sviluppo ulteriore a un progetto. Io chiudo qui con 3 esempi pratici di quello che racconto nel mio libro. Questo è il boscaiolo del terzo millennio, che ho conosciuto perché volevo ovviamente parlare anche di un'attività tradizionale, e ho scoperto questo signore che d'inverno fa il maestro di sci e d'estate appunto fa il boscaiolo, e mi ha raccontato cosa vuol dire oggi con le nuove tecnologie loro fare questo tipo di attività, ma soprattutto mi ha raccontato quanto poco viene valorizzato il legno. Si parlava della filiera del legno, e in particolare io poi sono andato in Val Visvende, la foto centrale, vedete, sono queste piante che hanno ottenuto un'altissima quotazione di vendita, 173 euro metro cubo in piedi, questo è quello che mi hanno raccontato, e che però non riescono a valorizzare per quanto effettivamente il legno vale, no? Allora mi diceva questo legno come il Brunello di Montalcino, cioè dovremmo creare una sorta di marchio che sia di garanzia per il nostro legno. Però è anche vero che poi nessuno ormai lavora il legno. Sono stato recentemente a un dibattito in fiera e le segherie sono rimaste una dozzina da 100 che erano 20 anni fa. Il legno viene portato in Austria, lavorato in Austria e rivenduto a caro prezzo a chi poi lo utilizza per fare le abitazioni, perché poi il legno serve, no? E da lì nasce tutto un altro tipo di ragionamento sul fatto che se sia ecologico o meno tagliarlo il legno, perché c'è chi asseriva che non bisognava tagliare i boschi perché si rovinava l'ambiente, mentre la ricrescita consentirebbe di costruire tot case. Ci sono dei dati, ma insomma anche su questo ho scritto un articolo, se volete poi si trova su internet. Questo signore invece fa robotica per aziende, e questo signore, non so se conoscete Cimagogna nel comune di Auronzo, ma ecco, in mezzo a tante segherie c'è anche questo signore che fa robotica. Questo è un genio della robotica che ha robotizzato la fabbrica Loacker, che conoscete, quella dei wafer. Ecco, è lui che ha fatto i robot che servono per tagliare i wafer, per impacchettarli, eccetera eccetera. È un personaggio che io ho scoperto perché mi è stato presentato da un titolare di segheria e mi ha detto: guarda, vai dall'altra parte della strada che trovi questa realtà. Ecco, molti dei miei articoli sono nati anche in questo modo, e lì ci sono tutta una serie di problematiche. Questo signore fa fatica a trovare ingegneri che vengano a lavorare da lui, e quindi fa fatica a potenziare ulteriormente l'azienda. Ma ecco, sono piccoli esempi, poi chi vuole trova tutto su internet.
E ultimo esempio vi presento questo signore che ha una fabbrica di occhiali, perché non è vero che l'occhialeria sia completamente sparita, sono spariti i terzisti, le piccole aziendine che nei sottoscala fornivano le minuterie alle grandi aziende che poi si sono portate verso la pianura. Ma questo signore ha questa fabbrica a Lozzo, è la famiglia Costan, e ha visto che con l'occhialeria cominciava ad avere qualche problema, allora ha deciso di riaprire una stalla e quindi ha 20 mucche, e allora la mattina alle 6 siamo andati, ed una delle cose belle è che tutti questi articoli li ho fatti camminando insieme a questi protagonisti, andandoli a trovare. Siamo trovati alle 6 del mattino, mi ha portato nella stalla, e nella stalla avevano munto il latte, poi abbiamo fatto un giro, siamo andati all'occhialeria e poi siamo andati sempre a Cimagogna in un locale che si chiama il Botondoro, dove lui ha unito un bar, un ristorante, la vendita di occhiali, e poi mentre uno si prova gli occhiali accanto allo specchio c'è un vetro e c'è chi fa il formaggio. Era lo stesso signore che io ho trovato alle 6 che mungeva le mucche, poi portava il latte giù, faceva il formaggio, e c'è il negozio accanto che vende il formaggio. Quindi lui ha unito queste sue attività, e il motivo per cui si è messo a fare queste cose: ho detto, ho 6 figli, 2 sono laureati alla Bocconi, se non metto su un po' di attività questi spariscono, vanno via. E allora si ritorna al discorso di come mantenere in montagna i giovani, che è un po' il motivo che mi ha fatto partire per questa avventura, cioè cercare di capire quali erano le persone e le imprese, cioè le capacità imprenditoriali ma anche di tenacia, di volontà, che consentono di dare un minimo di futuro alla montagna, perché i dati che noi abbiamo portano verso lo spopolamento continuo. E allora non so se è possibile, ecco, ritornare all'inizio, forse alla prima, perché appunto poi è bello anche un po' sconvolgere quelle che sono le pianificazioni. Io partivo così, che è un po' anche la logica del libro che ho fatto: la montagna non è solo un grande parco divertimenti dove turisti e sportivi vengono a cercare sollievo dallo stress cittadino, per carità, questo per noi che viviamo in città è fondamentale, ma la montagna vive veramente solo se è abitata, curata e accudita da coloro che ci sono nati e che vi risiedono tutto l'anno. Ma vivere in montagna si può ancora? Ecco, vi lascio con questo punto interrogativo, poi qualche risposta c'è sul libro e qualche altra cosa sto scrivendo ancora in questi giorni. Grazie. Grazie anche per la lezione di sintesi che ci ha dato. Way too late.